Yeah, yeah, Miss Aurora. Sei luce che illumina la città, un sogno che vola nell'immensità. Cammini sicura, sei tu la regina, il mondo si ferma, tu sei la prima. Brilla nel cuore, brilla nel cielo, sei la stella che spezza il gelo. Muoviti, balla, segui il ritmo, mostra al mondo che è il tuo momento. Ogni passo, ogni sorriso, sei l'aurora che splende in alto. Brilla, brilla, Miss Aurora, sei un sogno che non si ferma ora. Brilla, brilla, senza paura, questa notte è tutta tua. Guardati intorno, sei pura magia, la luce si accende, la gente vibra. Non sei solo un volto, sei una storia, la forza dentro la tua vittoria. Mani e lascia il segno, il tuo splendore è un disegno. Miss Aurora, sei poesia. Sei un sogno che non si Ti ricordavi di me? Pensaci, ci siamo visti nei sogni. Sotto il cielo di mille stelle, Aurora brilla nel cuore, con passi leggeri e fiammelle. Ogni ragazza è un tesoro. Oh, Miss Aurora, luce splendente, con grazia e sogni volanti. Nel tuo sorriso il mondo trova un raggio di speranza che mai sbiadisce. Che mai sbiadisce. Ogni sguardo è un riflesso di storie e di passioni vere. Miss Aurora, bellezza in crescendo, con eleganza e cuore fiero. Nel palco di luce dorata, mostrate il vostro splendore. Miss Aurora, siete la fiammata di un mondo pieno di amore. Oh, Miss Aurora, luce splendente, con grazia e sogni volanti. Nel tuo sorriso il mondo trova un raggio di speranza che mai sbiadisce. Ogni passo racconta una storia di forza, bellezza e gloria. Miss Aurora, siete la memoria di un sogno che non ha fine. Oh, Miss Aurora, luce splendente, con grazia e sogni volanti. Nel tuo sorriso il mondo trova un Benvenuti alla finalissima di tutta la 2025. Facciamo un applauso invece ai nostri amici della lista 2024. Buonasera a tutti, benvenuti in questa meravigliosa villa Michelangelo qui ad Artignano in Messico di Medici, un luogo davvero da sogno, un incanto, una storia che ci rappresenta. Facciamo un applauso quindi agli ospiti ma soprattutto ai padroni di casa. Grazie mille per averci riaccolto ancora una volta in questa giornata, però potremmo dire davvero speciale per le nostre ragazze, perché dopo 6 selezioni quest'anno siamo arrivati finalmente alla finale. Come state? Noi iniziamo male, e siamo solo all'inizio. Volevo dirvi, avevo un po' di cose da fare, da raccontare questa sera, quindi vi voglio carichi, vi voglio carichi, lo vedete l'occhio? Allora, a parte gli scherzi, vi ringrazio davvero per essere qui questa sera, come dicevamo, così importante e emozionante. In realtà non è solo una serata che hanno vissuto e che vivranno le nostre ragazze, ma sono stati 2 giorni
molto intensi, ovviamente all'insegna di quello che è la moda, del divertimento, della compagnia, dell'amicizia, insomma si sono create ancora di più delle amicizie forti, dei legami più importanti e poi ci sono stati anche dei momenti di scambio tra loro e soprattutto con i professionisti che erano con loro proprio per insomma, creare questi 2 giorni indimenticabili. Questa sera finalmente scopriremo chi si aggiudica il titolo di Miss Aurora 2025 in una serata, come dicevo, particolare perché Miss Aurora non è solo un concorso di bellezza, ma avendo avuto anche quest'anno il patrocinio del Consorzio Ville Venete ci ha permesso di conoscere tantissime realtà del nostro territorio, tantissime vite meravigliose come questa, e in particolare il tema focale centrale di questa sera è l'empowerment femminile e soprattutto la lotta alla violenza sulle donne. E questa sera le nostre ragazze, proprio per questo come faccio io, indosseranno degli abiti bianchi proprio per dare questo senso e questo segno importante di libertà e soprattutto a gran voce urlando insieme questo importante messaggio che è appunto dire basta alla violenza sulle donne. E io farei un grande applauso proprio a loro e agli organizzatori che hanno pensato di veicolare questo messaggio grazie anche a un concorso di bellezza e anche quelli che saranno i premi, soprattutto lo scettro e la corona che verranno consegnati poi alla Miss Aurora 2025. Abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco, ma io direi intanto di conoscere loro, le vogliamo rivedere ancora una volta perché questa sera sono qui tutte insieme, le nostre finaliste, tutte le nostre riviste che abbiamo conosciuto e abbiamo fasciato in queste 6 selezioni, quindi io lascio lo spazio, la passerella proprio a loro andandoli a presentare. Allora iniziamo dalla numero 1, Anna Bertolin, Miss DR Veneto. La numero 2, Asia Castellano, Miss Murano Design. Sotto il cielo colorato danza la luce del mattino. La numero 3, Alice Piagano, Miss Giosteo. Con gli occhi pieni di speranza e magia. Numero 4, Maria Berti, Miss Summer Lake. La numero 5, Laura Davanzo, Miss Aguilar. La numero 6, Greta Artino, Miss Chiavo 1992. Miss Aurora pure light sulle strade della La numero 7, Giulia Dell'Arti, Miss Esteticali, Miss Fashion Food. Fearless walking proud. La numero 8, Ginevra Venturini, Miss Well Balance. Walking strong, feeling free, wild and free. Oh, the world is yours. La numero 9, Ambra Forti, Miss Villa Ferricchi, prima finalista nazionale, Miss Car della Nave. Hold your head up, shine so bright. Numero 10, Greta Trevisan, Miss DR Veneto, Miss T-Box. Sun splendi come l'aurora. Un sole La numero 11, Daria Scasso, Miss Fashion Food. step with courage, shine so bright. La numero 12, Asia Chili, Miss Lisetta di Violento. Keep on dreaming, never stop believing. Con il cuore La numero 13, Lato Brandolizio, Miss Fashion Food. your place to rise. Miss Aurora. Numero 14, Giovanna Giovanazzi, Miss Villa Fargiotto. Numero 15, Chiara Ciccarelli, Miss Alessio Portamento. So keep on dreaming, never stop believing. Con il cuore aperto, con l'anima che vola. This is your time. La numero 17, Vittorio Rosato, Miss Venezia Moto. Miss Aurora, you mesmerize. Numero 18, Alissa Cittona, Miss Fashion Food. La numero 19, Camilla Berra, Miss Alessio Portamento. La numero 21, Caterina Staccani, Miss Concita Paisenberg. So keep on dreaming. La 22, Alessia Rosalina, Miss Fashion Food. Cuore aperto, con l'anima che vola. La numero 23, Angelica Gnotto, Miss
Gigi Ferro Team. Numero 25 Anna Maria Colonna, Miss Villa Baretta. Numero 26 Matilde Nacche, Miss Avanspettacolo. Numero 27 Aurora Castenato, Miss Italia. La numero 28 Sofia Moretto, Miss DJ Channel TV. La numero 29 Gianina Musat, Miss Fashion Food. Numero 30 Ginevra De Biasi, Miss Rialto Agro, Miss Radio 906. La numero 21 Chiara Fabiana, Miss Fashion Food. Numero 32 Amelia Politikov, Miss Villa Michelangelo. La numero 33 Sofia Pianello, Miss Venezia Moto. Eccole qui tutte le nostre finaliste per Nicola 2025. Queste ragazze che, come vi dicevo, hanno vissuto quei giorni veramente molto belli, penso molto importanti e interessanti anche per loro, perché hanno fatto diversi corsi, in particolare hanno fatto il corso con Carlotta Di Ieri, insegnante di portamento, quindi hanno visto quello che è, insomma, le tecniche, se vogliamo, relative alla postura e al portamento, e poi ancora il corso di make-up con Giulia Constant, e poi anche con la nostra Beatrice Rodi, che invece per quanto riguarda le chicche così di skincare. E poi sono passati anche a fare una bella lezione di Zumba Fitness con Samantha Darici, o Darici, non lo so come si pronuncia, dopo me lo dirà meglio lei, ma ancora con Velusca, patrona della nostra Velusca, quindi ho segnato emozioni. Sarei curiosa poi di andare ad approfondire che cosa è successo in questa lezione di emozioni. Si è pianto Carlotta? Anche. Pianto tanto, mamma, quanti Kleenex? A fiumi, a fiumi. Dobbiamo rimborsare? No, guarda. Non penso siano state così abbondanti. Poi le piogge sono tornate, quindi vabbè, finale bagnata, finale fortunata. Infine, ovviamente, non potevano mancare le interviste delle nostre ragazze, la Giulia e la Bea di Gini Ferro Team. Tra l'altro siamo in diretta YouTube proprio su Gini Ferro Team, quindi grazie a tutti che ci stanno seguendo da lì, e anche da lì. Ammazza, c'è neanche niente senza tutte queste telecamere, ragazzi, cioè la manovra c'è proprio quest'anno. Ma non solo, siamo in diretta anche su Telecittà, quindi salutiamo anche tutti gli amici di Telecittà. E ovviamente in questi giorni, come vi dicevo, le ragazze in questi giorni non solo corsi ma anche un po' di relax nella bellissima piscina, quindi sicuramente sono stati 2 giorni indimenticabili. Guardo anche voi, perché altrimenti guardate solo le mie spalle, che per quanto possono essere belle, però magari ci guardiamo anche negli occhi. Allora, questa sera, come vi dicevo, in particolare le nostre ragazze sono state preparate, vedete ancora una volta stupende, le nostre professionisti, che sono, potremmo dire, un vero punto di riferimento nel mondo della moda, quindi in particolare grazie al nostro hairstyle Sergio Gnang, che è tra l'altro anche in giuria, fondatore di Beauty Fashion. Grazie ancora a te e al suo staff. Grazie anche al lavoro fatto da Giulia Bostan, make-up artist, e anche qui professionista del settore, che quindi al tuo staff hai veramente reso da te ragazze ancora più belle e luminose. E un grazie anche a tutti i nostri partner. Vi dico veloci perché veramente ce n'è tanti, e questo veramente è importante per noi, perché purtroppo ogni anno è sempre più difficile realizzare eventi di questo genere, di questa portata, e questo è merito dei partner che ci hanno sostenuto fin dal primo giorno.
In particolare ancora un grazie va a Villa Michelangelo che ci ha ospitato anche questa sera, il consorzio Ville Venete che ci ha permesso, come dicevo all'inizio, di portare anche in giro il nome della bellezza e di far conoscere le realtà del nostro territorio meravigliose, una storia che noi abbiamo, che meritava di essere scoperta e conosciuta. Un grazie va ancora alla vetreria Lavaia, Mintri Gioielli, che è uno dei nostri partner storici, e poi i nostri media partner, come dicevo, Telecittà, DJ Channel TV Radio 906 e poi ancora GD Ferro Team. Un altro grazie va, come diceva prima, a tutti i partner che abbiamo conosciuto nell'arco anche delle varie puntate, potremmo dire così, e delle nostre selezioni: Anisetta Abbigliamento, GFN, Seabox, DR Veneto, Estetica Alien, Rialto Aselo, Atelier Giusy che mi veste questa sera. Io farei un applauso per la Giusy, che non vi dico retroscena, lo dico, ma così. Non doveva essere questo l'abito indossato da me, ma è successo un piccolo inghippo, come succede insomma in tutte le dirette. Mi si è rotta la zip in un punto che vi dico era un po' difficile da poter mascherare, quindi abbiamo trovato il piano B, Giusy, grazie a te veramente, mani sante di questa donna che voleva rammentarmi, ho detto no, dopo magari non mi muovo, quindi abbiamo usato per questo. Grazie anche a Fashion Food, Well Balance, Spazio Demo Magazine, grazie a Double People, MT Portamento, Natalia Lungo, Art Face, Idea Danza, Concita Tyson Purse, alcuni di loro vedremo appunto affilare questa sera, Joscheo, spero di non dimenticare nessuno, 28.12 abbigliamento e basta. Siamo finiti, però vi ringraziamo con un bel applauso, poi li conosceremo per meglio. Applauso spontaneo, volontario. Prometto non parlo più, tra pochissimo è finita quasi per me, poi abbiamo fatto le ragazze, però non possono presentarvi anche il nostro staff. A partire dal nostro DJ Nicolò! La nostra social media manager di questa sera, la silenziosissima Sophie! Bravissima, dicono qui dal pubblico! Un'altra preziosa figura, che è il braccialetto ormai da mesi della nostra Manola Tabacco, che è l'organizzatrice, e non l'abbiamo ancora citata, la nostra Manola! No, sì vabbè, però ti facciamo un applauso, l'organizzatrice di questa gara, e assieme a te, come dicevo prima, c'è la nostra Giulietta, Giulia De Battista, coordinatrice di MT Eventi. E avrete modo di vedere tutte le foto anche di questa serata, merito il nostro fotografo ufficiale Matteo Giacometti. E poi un grazie va anche per quanto riguarda le riprese invece Gianluca, buoni futuri, bellissimi video realizzi, stupendi. Come dicevo prima è immancabile anche la presenza del canale YouTube che ci permette insomma di far conoscere Miss Aurora e tutti i retroscena anche oltre i confini, quindi grazie a Mario Bonesi di Ferro Team e alle sue Giulia e Beatrice. Allora, abbiamo presentato il suo staff, penso che l'ho presentato tutto perché ogni... no, mamma mia, vedi. Allora ti prego, non mi guarda così brutto però, tu subito all'inizio. Un service con contro gli occhi è quello di Enrico alla service insieme a Max. Allora mi faccio qui vicino alla nostra giuria perché sarà questa giuria questa sera che c'è un compito. Io non voglio mettervi in ansia, però è un po' di pressione ci vuole perché è una finale, quindi è molto molto importante e quindi vado subito a presentare la giuria prima di dare il via ufficiale a questa finale. Iniziamo ovviamente dalla padrona di casa, Thomas De Martin Despo, direttore di Villa Michelangelo, grazie mille ancora. A seguire abbiamo Giulia Bostan che torna nella nostra giuria, make-up artist, grazie Giulia, dopo le fatiche, adesso un'altra fatica, poi forse un po' di relax.
Insieme abbiamo le nostre Giuliane, ben ritrovato anche a Luca Mion, fotografo, che ha fatto delle foto meravigliose, quelle delle nostre ragazze. E torniamo con Sabrina Tegani, che è il titolare di Piatto Asolo, che questa sera mi ha omaggiato in particolare di una parola stupenda, grazie, sono delle creazioni meravigliose, dei gioielli davvero importanti, poi dovremmo anche di vederne alcuni, qualcosa in più, oltre a questa corona che hai realizzato quest'anno per la prima volta, giusto? Quindi grazie ancora a Rialto Asolo e a Sabrina. Continuiamo con Sergio Gnan di Beauty Fashion, abbiamo citato prima, questa sera in particolare anche tu all'opera con quella che è l'acconciatura delle nostre ragazze. Un ben ritrovata a Laura Pesto di Accademia Nuove, grazie Laura per essere con noi. E un ben ritrovato anche Andrea Zanella, questa sera sei supportato dal tuo team, perché siamo in diretta su Telecittà e quindi il modo migliore, no, se vogliamo, anche per far conoscere Miss Aurora non solo qui nel nostro territorio ma davvero quasi in tutta Italia, potremmo dire, anzi in tutta Italia, magari facciamo così alla grande. E infine non ci manca la danza questa sera e quindi do il benvenuto ad Alessandra Anastasio, che è coreografa di danza. Grazie Alessandra, ovviamente per essere giuria a quello che hai preparato con i tuoi ragazzi in questa serata così magica. Una serata magica perché avremo anche un ospite speciale, non vi dico chi è, ma veramente merita non solo la vista ma l'ascolto, e quindi più tardi andremo anche a vivere un'altra bellissima emozione che ci regalerà questa ragazza. Fine, non vado più, basta, mi metto qui in angolino. Allora, iniziamo quindi con la prima uscita, con l'abito elegante dalla numero 1, Anna Bertolin. Prima del giorno si accende una stella, nasce un sogno, camminano fiere dentro la luce. Un bel applauso per Anna Bertolina, votazioni, che prima l'ho citata per il programmento ma non l'ho citata per la giuria, la nostra Carlotta Di Pieri, il giudice di voto della nostra giuria come sempre ormai. Quindi anche ti fai più vedere, va bene. Andiamo avanti con la numero 2, Asia Castellano. Avanti con la numero 3, Alice Iaiano. Dietro i sorrisi, vite vere, sfide vinte. Un bel applauso anche per Alice Iaiano. E ora la numero 4, Maya Berti. Il peso di una pena, ma brillano come te ardenti, regine senza regni apparenti. Ogni passo è rivoluzione, un battito rock in coronazione. Le luci si spengono, resta la pelle di chi ha camminato sotto le stelle. Non c'è finale. Andiamo con la numero 5, Aurora D'Avanzo. Un esercizio. Figlie dell'aurora, rompo l'oscurità. Sulle spalle hanno la loro verità. Scintille che volano come poesia. Ogni Miss Aurora è sinfonia.
Continuiamo con la numero 6, Greta Arpino. Nel primo raggio lasciano il segno, Miss Aurora, luce che disegna un regno. Ed ora andiamo avanti con la numero 7, Giulia Bellati. Camminano fiere, piene di stile, portano luce in ogni fila, con il sorriso e tanta passione, ogni passo è pura emozione. Siete voi, il sogno che va, Ginevra Bellini. la strada si farà, bellezza e cuore, in ogni momento, lasciate il segno col vostro talento. Tra i riflettori e il pubblico attento, splendete sempre, in ogni evento. Non solo moda ma tanta energia, ogni vostra storia è una poesia. Siete voi, il Siamo con la numero 9, Ambra Porti. la strada si farà, bellezza e cuore, in ogni momento, lasciate il segno col vostro talento. Siete sogni Andiamo con la numero 10, Greta Felizanda. io sempre così, la vostra luce illumina il cammino, ognuna di voi crea un destino. Siete voi, il sogno che va, Miss Aurora, la strada si farà, bellezza e cuore, in ogni momento, lasciate il segno col vostro talento. Miss Aurora, un viaggio speciale, Andiamo con la numero 11, Alessandro. sotto i riflettori la notte si accende, passi che danzano su sogni splendenti, eleganza che vola, stelle che scendono. Miss Aurora, brillano i tuoi momenti. Alza lo sguardo, il mondo ti attende. Sei la luce che illumina il cammino, la tua aura un fuoco che splende, regina dell'istante del destino. Shine on Miss Aurora come un raggio dorato. Ora la numero 12, Asia Kiri. Brilla forte, sei la notte, sei la fiamma nel cielo. Ogni passo è un sogno vero. Specchi riflettono la tua energia, note che danzano sulla La numero 15, lei è Giada Brasiligio. il tempo si ferma, sei la musa che il vento conferma. Nei tuoi passi c'è arte, nei tuoi occhi poesia, un battito che guida questa melodia. Il vento racconta la tua magia, una stella che danza con l'anima mia. Sotto i neon il tempo si dissolve, il palco vibra, la Numero notte 14, Giovanna Bonazzi. un sogno che corre nell'eterno splendore che il mondo assorbe. Shine on Miss Aurora come un raggio dorato, catwalk infinito, il tuo cuore incantato. Brilla forte, sei la notte, sei la fiamma nel cielo. Ogni passo è un sogno vero. Un sogno vero. Quando arriva la numero 15, Chiara Ceccarelli.
femminile. Specchi riflettono la tua energia, note che danzano sulla tua armonia. Un battito elettrico, il tempo si ferma. Sei la musa che il vento conferma. Numero 17, Vittoria Rosato. Miss Aurora, con il tuo stile sei una stella che splende a mille. Con i tuoi passi conquisti il mondo, in questa notte ci perdiamo a fondo. Oh Miss Aurora, danza sotto la luna. Andiamo avanti con la numero 18, Alissa, scusate, ci sono. Il tuo ritmo in questa notte magica, tutto è possibile. Le tue movenze, un'arte perfetta, con la tua voce una melodia d'effetto. In questa pista siamo senza freni, danza con me fino al mattino che Andiamo con la numero 19, Camilla Berma. la luna, con il tuo sorriso illumini la fortuna. Le stelle brillano seguendo il tuo ritmo, in questa notte magica tutto è possibile. Con il fuoco nei tuoi occhi incendiamo la pista. Miss Aurora, la regina E continuiamo con la numero 21, Caterina Zaccardi. il ritmo ci avvolge, insieme a te ogni momento si scioglie. Nella notte ci perdiamo nel suono. Miss Aurora, sei il nostro recondito sogno. Con ogni passo il mondo si ferma, nel tuo abbraccio la vita si ferma. Oh, 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 oh. Numero 22, Alessia Brugadin. Miss Aurora, danza sotto la luna, con il tuo sorriso illumini la fortuna. Le stelle brillano seguendo il tuo ritmo, in questa notte magica tutto è possibile. Miss Aurora, la notte è tua, con la tua luce non c'è nulla che disturba, in questa danza infinita siamo. Ed ora è il turno della numero 23, Angelica Miozzo. Sotto luci che brillano, qui in passerella, tutta l'eleganza si fa più bella. Miss Aurora, un sogno che splende, Numero nel cuore di ogni stella che 25, risplende. sì. Sorrisi Anna che Mia conquistano, Colonna. energia sincera, un momento magico, la scena è vera. Miss Aurora, la notte si accende, un palco di bellezza che sorprende. Alziamo il ritmo, sentiamo l'onda. Ed ora la numero 26, Matilde Enate. Miss Aurora, alza la corona, il mondo applaude, l'anima emoziona. Miss Aurora, Miss del cielo e della terra, un concorso di sogni che mai si ferma. Miss Aurora, la stella più vera, brilli nel cuore di questa Ed ora la numero 27, Aurora Bastinato. Racconta una storia, un mondo che celebra la gloria. Miss Aurora, tra luci e colori, coraggio e stile in mille splendori. Tutti gli occhi sono su di noi, insieme più forti siamo eroi. Miss Aurora in questa canzone,
Aurora arriva la numero 28, Sofia Moretto. Nome vibrante, in ogni cuore resterà importante. Miss Aurora, Miss del cielo e della terra, un concorso di sogni che mai si ferma. Miss Aurora, la stella più vera, brilli nel cuore di questa sera. Miss Aurora, la Ed ora la numero 29, Giannina Musat. Sotto luci che brillano qui in passerella, tutta l'eleganza si fa più bella. Miss Aurora, un sogno che splende nel cuore di ogni stella che risplende. E la Milana, numero 30, Ginevra De Biasi. Un momento magico, la scena è vera. Miss Aurora, la notte si accende, un palco di bellezza che sorprende. Alziamo il ritmo, sentiamo l'onda, questa è la festa che ci circonda. Miss Aurora, alza la corona, il mondo applaude, l'anima emoziona. Miss Numero Aurora, 31, Chiara Fabian. terra, un concorso di sogni che mai si ferma. Miss Aurora, la stella più vera, brilli nel cuore di questa sera. Ogni passo racconta una storia, un mondo che celebra la gloria. Miss Aurora, tra luci e colori. Coraggio e stile in mille splendori. Andiamo con la numero 32, Amelia Koleshnikov. Siamo eroi, Miss Aurora in questa canzone. Danziamo libere, senza esitazione. Balliamo sotto stelle di seta. Il concorso è un sogno che ci aspetta. Aurora, il tuo nome vibrante, in ogni cuore resterà importante. Miss Aurora, Miss del cielo e della terra. E poi finiamo con la numero 33, Sofia Bianello. Miss Aurora, la stella più vera, brilli nel cuore di questa sera. Miss Aurora, la regina sincera, un simbolo di luce che non si spegnerà. 7, un bel applauso anche per Sofia Bianello. Prima mentre stavo andando verso Sofia mi sentivo gli occhi come due lance sulla schiena della nostra Carlotta di ieri, sia di portamento perché, come dire, non ero molto elegante. Divertente, va bene. E allora siamo già pronti, Giulia, adesso la seconda uscita è con la votazione segreta, quindi non avremo la possibilità effettivamente di vedere cosa dirà e come si esprimerà la giuria, lo scopriremo solo alla fine. In questa seconda uscita, nel completo fornito da Miss Aurora, ricominciamo dalla numero 1. The night is alive, the moon takes a bow. Electric skies, I'm sweating now. The whisper in my ear, oh, it's so loud. Your eyes burn deep like a desert sun. This game we play has just begun. Bailar en el fuego, bailar sin miedo. Spin me around.
step is planned, every word is sweet. But behind the mask can't admit defeat. You try to read me, cracking through the shade, but I hold the cards, this is how I'm made. I play it cool, I play it smooth, keep my bets high, never lose. You can chase, you can call, but darling, you won't see me fall. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, make you move, but I won't break, I refuse. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, make you move, but I won't break, I refuse. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold. I walked through fire, I danced in rain, tasted thunder, swallowed pain. Every scar a story told of dreams that never did grow old. They said I'd fall, I'd break, I'd bend, but here I stand, I won't pretend. I gave it all, I took the test, and now I rise among the rest. 'Cause I was born for the moment, the spotlight and the roar. I've carried hope like a banner, now I'm knocking on the door. I am the voice, I am the fire, climbing higher and higher. Tonight the world will know I was born for the moment. Cold nights and lonely fights, running blind through fading lights. But every fall just fed my flame and carved a legacy from pain. Now the crowds are singing, the skies ignite. This is my story bathed in light. With open arms I claim the stage, unleashing years of silent rage. Yes, I was born for the moment, can't deny it anymore. This is my time, my final climb. I'm not waiting at the door. I am the wind, I am the thunder, breaking silence as I soar now and forever know I was born for the moment.
messo il cuore in lavatrice, programma delicato ma si è ristretto. Tu mi guardavi come si guarda una serie che non finisce mai. Il tuo profumo sa di sabato, di quando il mondo non ha fretta. Io invece corro anche da fermo, come un pensiero che non smette. E mi ritrovo a scrivere canzoni sul retro degli scontrini. Tu sei il mio caffè freddo che mi sveglia anche se è tardi. Nei tuoi occhi c'è un concerto che non ho mai pagato, ma ballo lo stesso, ballo lo stesso. Hai detto torno presto, ma il tempo è un bugiardo elegante. Io ti aspetto come il treno che non passa ma fa rumore. Ho fatto pace con i miei sbagli, li ho evitati a cena ieri. Abbiamo brindato ai tuoi silenzi che parlano più di 1000 parole. E mi ritrovo a scrivere canzoni sul retro degli scontrini. Tu sei il mio caffè freddo che mi sveglia anche se è tardi. Nei tuoi occhi c'è un concerto che non ho mai pagato, ma ballo lo stesso, ballo lo stesso. E se domani piove, portami un ombrello di sorrisi, che tanto l'amore non si bagna, si tuffa. Vorrei parlarti senza parole, solo col ritmo che nasce dal cuore. Vorrei sfiorarti come fa il vento che accarezza piano ogni tuo movimento. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle fino a che il tempo si perde in te. Danza con me, luce. E l'applauso lo chiedo sia per Sofia ma anche per tutte le altre ragazze che hanno sfidato anche in questa seconda uscita valida per la finale di Miss Aurora 2025, perché potremmo dire che il concorso finisce qui, ma solo il concorso, perché la nostra giuria si è espressa sulle 2 uscite valide appunto per questa finale. Adesso però anche la giuria si può un po' rilassare, i conti che fa la nostra Carlottina, nel mentre noi andiamo a conoscere un po' meglio i partner, gli sponsor di Miss Aurora 2025 che ci hanno accompagnato in queste selezioni, che abbiamo già conosciuto ma che questa sera ci portano qualcosa di particolare, di diverso, di unico, magico per questa serata altrettanto speciale. E cominciamo a conoscere i brand di questa sera con una sfilata davvero molto interessante, unica potremmo dire, un'altra me. E non sto parlando di me, ma sto parlando proprio della nuova collezione di Conchita Titan Purse, un'altra me, proprio questo invito a riscoprirsi, una collezione pensata per ogni donna che desidera guardarsi con occhi nuovi, superare i propri limiti e rivelare una parte di sé rimasta finora in ombra. Attraverso trame leggere, dettagli sartoriali e linee che accarezzano il corpo, ogni creazione sussurra una nuova consapevolezza.
che la sensualità non è apparenza ma è rivelazione. Ma un altro a me è anche un modo diverso di far moda, più consapevole, se vogliamo, più sostenibile. Le tecniche lente infatti del crochet e del tricot realizzate interamente a mano da queste mani preziose trasformano ogni capo in un atto d'amore verso se stessi e verso anche il pianeta. Filati naturali e riciclati, nessuno spreco, quindi solo il tempo, il gesto e la cura. Con questa collezione Conchita Tyson firma un percorso di rinascita estetica ma anche emotiva, dove l'eleganza diventa espressione di libertà, autenticità e rispetto per ciò che è davvero essenziale. Le nostre sfilate con la scoperta di brand ed è il momento adesso di andare a vedere le proposte di GFM, che è un brand che si distingue per la sua attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, potremmo dire. Infatti l'obiettivo principale è offrire ai clienti il massimo in termini di stile, di comodità e di praticità. Ogni prodotto GFM è progettato e realizzato in Italia, utilizzato per lame di altissima qualità, garantendo non solo un prodotto esteticamente impeccabile ma anche durevole nel tempo. L'idea è che ogni articolo possa essere tramandato di generazione in generazione, mantenendo intatto il suo valore fashion nel corso degli anni. E allora, signore e signori, facciamo un bel applauso per GFM.
della qualità, come dicevamo all'inizio. E andiamo adesso avanti con la moda, perché è arrivato il momento di scoprire quali sono le proposte ormai a mani di buon, lo dico perché l'estate sta finendo, non lo dico io, lo dicono i mesi, ormai siamo a fine agosto e sono già pronte quelle che sono le nuove proposte per l'autunno, e ad offrircene questa sera abbiamo le nostre due meravigliose amiche di Anisette, che vi consiglio di seguire sui social perché veramente fa morire da ridere, oltre che a regalarci tutta questa sexitudine, potremmo dire, e tante proposte per noi caledoni che amiamo la moda e stare ovviamente al passo con i tempi. E quindi vado alle presentazioni. Oggi voglio andare così dritta al punto, voglio far parlare gli outfit che hanno preparato per noi le nostre ragazze insieme alla meravigliosa voce di Sofia Tighi. Facciamo un applauso per Anisette. Questo è l'autunno visto da Anisette Abbigliamento. Nicola e Marina mi aspettano e devo dirvi che mi stanno piacendo anche me l'autunno adesso con questi capi. E ho detto tanto, di solito mi faceva solo per la zucca, invece adesso mi piace anche per questo. Bene, allora continuiamo ovviamente con la scoperta dei nostri brand ed è un piacere adesso farvi conoscere, per chi non l'ha mai viste le opere d'arte, potremmo dire anche in questo caso di no, scusate, ho detto una bagionata, sono andata avanti con la scaletta, pensavo di essere già alla fine. No, mi sono fatto uno scherzo da sola.
continuare con la prossima sfilata, volevo parlarvi di un'altra presenza molto importante, perché l'abbiamo vista anche nel dietro le quinte, la nostra Velusca. La nostra Velusca che è dietro le quinte questa sera, ma che in realtà lei si occupa di tutto quello che è il mondo dell'estetica. Estetica Alien a Salzano, da oltre 10 anni rappresenta un rifugio di benessere e bellezza per clienti di tutte le età. È stato fondato appunto dalla nostra Velusca Patron, il centro si caratterizza per l'impegno e la passione con cui viene gestito già dalla scelta del nome, che Velusca ha creato mettendo insieme i nomi dei suoi due più grandi amori, che sono le figlie Alice ed Emma. Autunno ormai è quasi alle porte e quindi sapete dove andare a trovare. Ovviamente vi consiglio di dare un'occhiata sulla pagina Instagram, c'è anche l'e-commerce, però se avete piacere ovviamente lei è anche qui questa sera per darvi qualche consiglio in più. E ora andiamo avanti adesso con un'altra sfilata che abbiamo un po' preannunciato già all'inizio, perché lei ha realizzato quest'anno la corona che verrà consegnata a Miss Aurora 2025, e sto parlando di Rialto Asolo, che è un'azienda specializzata nella selezione e creazione di gioielli fatti a mano con pietre naturali, pietre potremmo dire senza tempo, e di tutta la bellezza che Madre Natura ci offre. Sabrina, che è la fondatrice appunto di Rialto e gemmologa, e ama dare consigli preziosi sulle pietre migliori per valorizzare la bellezza di noi donne. Trovate Rialto nelle due sedi, nel cuore di Asolo, in via Canova 233 e in piazza proprio dietro la fontana, oppure ovviamente sui social, in particolare Facebook e Instagram. Basta scrivere Rialto cercando però il nome Rialto Asolo.
diverso da quello che abbiamo visto questa sera, perché qui parliamo di un brand che è nato con la voglia di sviluppare un progetto che creazione dopo creazione ha preso forma, potremmo dire, in autonomia. Come tutti gli autodidatti, lei non ha regole, non ha canoni ai quali si attiene e ciò che persegue primariamente è quello che è il raggiungimento dell'equilibrio tra la dimensione e la forma. Preferisce utilizzare principalmente pellami privi di texture, lasciando così ampio margine all'intervento creativo manuale. Ogni pezzo è interamente realizzato a mano libera, con taglio a piccolo chirurgico, e la scelta dei materiali è ragionata al fine di regalare un gioiello importante, ma sorprendentemente leggero e piacevole da indossare. Facciamo un applauso alle proposte di Joscheo.
benvenuti, Giorgio. Perché è il momento adesso di accogliere qui gli abiti meravigliosi dell'atelier Giusy. Però prima di raccogliere qui le nostre finaliste di quest'anno, chiedo un grande applauso per le finaliste del 2024, nonché anche Miss Aurora ancora in carica per qualche minuto, Emiliana Camerzan. Un applauso anche a Miss Lucani Giorgia Scantamburno, Miss Alien Giava Campello, Miss Spazio della Magazine Maria Lucia Minnella, Miss Lash Studio Aurora Cipolato, c'è giusto, Miss Venezia Moto Carlotta Dio, Miss Veneto, c'è, non c'è. Allora però dovevano rimanere qui con me ragazze, possiamo chiamare ragazzi dai. Allora chiamiamo le nostre finaliste 2025. Forza ragazze! Tutte le finaliste riceveranno 2 ore gratuite di portamento presso la scuola del diportamento con l'insegnante Carlotta Aldighieri. E iniziamo quindi da Miss Fashion Food, che accede di diritto alla finale Miss Fashion Food del 6 settembre, riceve la corona Mitri Gioielli, una cena per 2 presso Salotto Draghetti, un premio Art and Face, un premio Estetica Alien, un profumo Double People e un premio Suki
Shop e infine anche un premio Beauty Fashion. A premiare abbiamo la nostra Giulia De Battista, Miss Fashion Food 2023. Miss Fashion Food è la numero 28, Sofia Moletto! Miss di Henry Veneto che riceve la corona di Nidri Giuliani, un buon Amazon, un profumo Double People, un premio Art and Face, un premio Estetica Alien, un premio Suki Shop e un premio Beauty Fashion. A premiare quindi Giorgia, Giada e Carlotta. Miss di Henry Veneto è la numero 29, Giovannina Rosatta. Ed ora premiamo Miss Spazio Demo Magazine. Lavoriamo come influencer per Spazio Demo Magazine fino ad agosto 2026, quindi una bellissima opportunità per chi riceverà questa fascia. Riceve la corona Nidri Giuliani, un profumo più cosmetici Double People, un premio Art and Face, un premio Estetica Alien, un premio Suki Shop e un premio Beauty Fashion. A premiare Maria Lucia insieme a Stefano Piovani, che ringraziamo per la partecipazione e anche per questo profumo meraviglioso. Miss Spazio Demo Magazine è Alessia Brusadin. Allora, andiamo a premiare Miss Telecità, a premiare chiamo Andrea Zarella, ovviamente titolare di Telecità, insieme a Gabriela, alla quale faremo un particolare applauso questa sera perché chi lavora, chi ha lavorato questa sera? Le donne, ecco. Grazie comunque veramente ad Andrea e grazie a Gabriela per la Telecità e Radio 906. Telecità riceve la corona Nidri Giuliani, un corso di formazione presso gli studi televisivi di Telecità, un premio Estetica Alien, un premio Art and Face, un profumo Double People, un premio Suki Shop e un premio Beauty Fashion. Miss Telecità è la numero 9, Andrea Marti. Con l'assegnazione della fascia di Miss Estetica Alien. Diventerà la modella del centro estetico fino ad agosto 2026. Ogni mese riceverà un trattamento. Riceve la corona Nidri Giuliani, un premio Estetica Alien, un profumo Double People e un premio 28.12 abbigliamento, un premio Beauty Fashion. Applichiamo ovviamente la nostra Firusca, che mi aspetta sempre che io arriverò insieme a Giada Campello, Miss Alien 2024. Miss Estetica Alien è la numero 32, Amalia Poleshikov.
modella del brand per l'anno 2024. Miss 28.12 diventa la modella del brand fino ad agosto 2026, riceve la corona di gioielli, un premio offerto dal 28.12 abbigliamento, un premio estetica Alien, un profumo Double People e il premio Beauty Fashion. Miss 28.12 abbigliamento è la numero 7, Giulia Bellati. Andiamo ora con Miss Ateli Giusy, e a premiare ovviamente chiamiamo Giusy, eccola, grazie Giusy, le mani sante di Giusy, titolare del suo atelier meraviglioso, insieme a non so chi vorrà premiare la Miss Ateli Giusy, che diventerà la modella del brand fino ad agosto 2026, riceve la corona di gioielli, un abito firmato da Ateli Giusy, un premio estetica Alien, un profumo Double People e un premio Beauty Fashion. Miss Atelier Giusy è la numero 16, Alessia Modi. Allora, siamo arrivati al podio. Terzo posto ragazze, terzo posto è quello di Miss Rialto Asolo. Vedo subito Sabrina, la titolare, che è pronta ad assegnare la coroncina per Miss Rialto Asolo, che entra di diritto in agenzia Academy Model, diventa la modella del brand fino ad agosto 2026. Riceve la corona Nitri Gioielli, un premio Rialto Asolo, un premio estetica Alien, un premio Beauty Fashion, un premio Art and Face, un premio profumo Double People e uno shooting fotografico con Focus Rouge. Terza classificata Miss Rialto Asolo è la numero 31, Chiara Fabian. E andiamo avanti, seconda classificata, Miss Villa Michelangelo, aveva Thomas Martino, direttore di Villa Michelangelo, insieme a Aurora Cicolato, Miss Lash Studio 2024, Miss Villa Michelangelo, anche lei entrerà in diritto in agenzia Academy Model, riceve la corona dei gioielli, una notte con prima colazione in Villa Michelangelo, un premio Beauty Fashion, un premio estetica Alien, un premio Art and Face, un premio 28.12 abbigliamento, un profumo Double People e uno shooting fotografico con Focus Rouge. Seconda classificata, Miss Villa Michelangelo, è la numero 26, Matilde Enache.
edizione di Miss Aurora 2025. È pronta Emiliana Caverzana a lasciare la sua corona, anche se solo così metaforicamente, alla nuova Miss Aurora, che riceve lo scettro realizzato dalla Valle SRL, la corona realizzata da Rialto Asolo, un abito di alta sartoria firmato Anthony Giusi, un premio Beauty Fashion, premio Alien, più un trattamento in centro estetico, un premio Suki Shop, un trattamento presso Well Balance, un premio Joe Scale, un premio Lisette, un premio offerto da Art Face, un profumo Double People, uno shooting fotografico con il fotografo Luca Mione, e anche lei entrerà di diritto in agenzia Academy Mode, oltre agli appuntamenti fissati in calendario in questo mese, nel prossimo, anzi settembre e ottobre. Ringrazio ancora le nostre Miss finaliste del 2024, grazie per tutto il percorso che avete fatto con noi quest'anno. Miss Aurora 2025 è la numero dai, fammelo fare l'ultima volta, la numero 30. Tu sei la luce che fa sognare. Tu sì, oh sole sta città. Cammini sicura, sei tua regina. Il mondo se ferma, tu sia prima. Brilla nel cielo, brilla dentro cuore. Tu sei stella mia, luce del sole. Muoviti, balla, sento ritmo. Mostra al mondo che è il tuo momento. Ogni passo, ogni sorriso. Sei la speranza che mi fa suonare. Sei un sogno che non si ferma ancora. Brilla, brilla senza paura. È tutta tua. Tu sei magia, tu sei poesia. Ringrazio ancora una volta tutta la nostra giuria, grazie davvero per essere stati con noi. Ringrazio la nostra Camata Artichini che è salita quel numero, non ho ancora capito dove è andata. Vabbè, non vogliamo saperlo. I genitori, perché se non fosse per voi, loro non sarebbero qui. Quindi grazie per accompagnarli in questo percorso, che sia per gioco, che sia magari anche un'opportunità di lavoro per loro. Grazie per starmi accanto, perché è fondamentale la vostra presenza. Ringrazio tutto il mio staff. Tu sia voce che poi. Al vostro tutto, grazie.